Il Licata è predestinato alla D. La compagine licatese non conosce ostacoli ed anche in questo turno non ha avuto difficoltà ad espugnare il campo di Marsala grazie alle reti di Assenzio, Cannavò e Testa. Risponde per le rime il Canicattì che mette sotto il malcapitato Castelbuono con un rotondo 4-0. È stata una domenica felice anche per il Pro Favara che torna alla vittoria con il Partinica Audace. In promozione girone A le battistrada continuano ad aumentare il distacco dalle inseguitrici. Se il campionato dovesse finire oggi, l'oratorio San Ciro e Giorgio approderebbe in eccellenza, mentre il Don Carlo Misilmeni andrebbe a fare i playoff con il Salemi. In questo caso, essendo il distacco di punti superiore alla norma, cioè oltre i 9 punti, sarebbe tagliato fuori l'Olimpica Acregas, mentre rimarrebbe in gioco solamente il Monreale. La vittoria esterna del Salemi all'Ercara rilancia la compagine salernitana, mentre per quanto riguarda le squadre della provincia agrigentina perde di misura il Camarat, mentre la Gattopardo si aggiudica il derby con la Libertas, pari esterno del Casteltermine che si trovava in vantaggio sul difficile campo di Monreale. In prima categoria torna al successo l'Angelo Cuffaro di Raffadali che espugna il campo delle città di Nicosia. Vittoria a son di gol per l'Atletico Aragona, mentre il Ravanusa ferma sul pari il Forte Master Pro. Sconfitte esterne per Gemini ed Empedoclina. In seconda categoria sconfitta esterna per l'Alessandria della Rocca, che cede dopo una gara rocambolesca sul campo del Riesi. La sconfitta fortunatamente non si ripercuote sulla classifica generale, anche perché la vittoria esterna sul campo del Sant'Anna di Enna dell'Atletico Favara ha evitato di fare perdere la seconda posizione ai ragazzi alessandrini. Perdono le altre agrigentine, il Broters Casamica ed il Muxar, quest'ultima tra le mura amiche ad opera dell'Atletico Gorgonia. E concludiamo con la terza categoria, l'Atletico Licata è la nuova capolista, anche perché il Montallegro non ha giocato la propria sfida con il Burgio. Questa gara andrà recuperata in seguito. Netta vittoria esterna dell'Araclea che passa a Ioppolo con un rotondo 0-4, ritorna a successo il Socer Palmeira, mentre vincono in trasferta Atletico Licata e Città di Ribera. Brutta sconfitta del Virtus Real Monte con il Città di Licata.